Ci sono escursioni che ti mettono alla prova fin dal primo passo. Questa mattina, con i miei compagni d'avventura Beppo e Giorgino, abbiamo deciso di abbandonare i sentieri battuti per addentrarci in uno dei luoghi più selvaggi e inospitali del canale del Brenta. Siamo partiti dal parcheggio alle 7:54 per incamminarci verso la falesia della Calà del Sasso. Poco più avanti abbiamo raggiunto la fonte del Bessele, che qui tutti chiamano Fontanea. È proprio qui, davanti all'inizio della leggendaria scalinata dei 4.444 gradini, che abbiamo fatto la nostra scelta. Invece di salire la celebre gradinata, abbiamo deviato a destra verso l'orrido della Val Frenzela, infilandoci in una stretta traccia infestata da arbusti e rovi che corre lungo la destra orografica del torrente. Superata una breve galleria scavata nella roccia, abbiamo oltrepassato la prima briglia di contenimento per calarci letteralmente in un altro mondo. Benvenuti nell'orrido della Val Frenzela, una profonda e tetra gola calcarea, teatro di antiche leggende su streghe e viandanti, irrimediabilmente segnata dall'alluvione del 1966. Qui non c'è sentiero, si cammina, si salta e si fa ginnastica direttamente sull'alveo del torrente Valstagna. Mentre risalivamo l'orrido, la temperatura era gradevole, grazie alla gola che ci teneva al riparo dal sole diretto. Ciò nonostante, lo sforzo fisico richiesto dal terreno impervio ci ha fatto sudare copiosamente. In questo primo tratto selvaggio siamo rimasti completamente soli, immersi in un isolamento totale. Anche se alcune relazioni sostengono non ci siano difficoltà tecniche, la realtà è un'altra. Ci siamo trovati di fronte a massi che sbarravano spesso il passaggio, costringendoci a deviare lateralmente, facendoci largo a fatica tra arbusti, muschio e rovi. Abbiamo affrontato qualche passaggio di primo grado e, sebbene l'alveo non sia interamente levigato, presenta numerosi tratti resi insidiosi e scivolosi dall'umidità. È un ambiente severo, isolato, dove il segnale del GPS rimbalza contro le pareti alte e strette e il silenzio è interrotto solo dai nostri passi pesanti sui sassi. Purtroppo, a macchiare la selvaggia bellezza di questo ambiente, abbiamo trovato lungo il percorso anche diversi pneumatici e rifiuti di altro genere, probabilmente scivolati giù dalla sovrastante località di Stoccareddo per colpa di qualche incivile. Vi dico la verità, se fossi stato da solo, all'inizio avrei desistito dal percorrere l'orrido sino alla fine e sarei tornato sui miei passi. Ma in escursioni del genere la presenza degli amici è fondamentale. Ci siamo incoraggiati a vicenda nei momenti di dubbio e ci siamo aiutati passo dopo passo nei punti più tecnici. A causa di queste caratteristiche oggettive voglio essere chiarissimo. Sconsigliamo caldamente di percorrere questo orrido dopo piogge o in previsione di temporali. Oltre al rischio di scivolare sui tratti più infidi, in un ambiente così chiuso si corre il pericolo concreto di essere travolti da piene improvvise, rendendo impossibile ogni via di fuga. Allo stesso modo, è fondamentale evitare questo percorso durante il periodo invernale in presenza di neve o ghiaccio. Le rocce, già di per sé insidiose, diventano scivoli di ghiaccio trasparente estremamente pericolosi, rendendo il cammino un rischio inaccettabile per chiunque non sia un esperto in condizioni invernali estreme. Abbiamo proseguito la risalita fino al termine del canyon vero e proprio, dove abbiamo iniziato a incrociare i primi escursionisti. Da lì siamo tornati brevemente indietro per imboccare la scalinata che porta al santuario della Madonna del Caravaggio al Buso.
La storia di questo luogo è affascinante. Fu voluto da un eremita, fra Giovanni Battista Casera, che tra il 1830 e il 1834 realizzò il tempio e il ponte in pietra che unisce i due versanti della valle. Già nel 1897 il vescovo di Padova elevò questo luogo alla dignità di santuario, ma il tempio subì gravi distruzioni durante i bombardamenti della Grande Guerra. Rinato poi dalle macerie, è tornato al suo antico splendore. Dopo una meritata visita, ci siamo avviati lungo il sentiero Caio 800 verso Stoccareddo di Gallio, dove ci siamo rinfocillati con un buon panino. Ritemprati, abbiamo proseguito verso Sasso di Asiago per imboccare la Calà del Sasso. Questa incredibile scalinata di pietra, con i suoi 4.444 gradini, è una testimonianza storica mozzafiato. Anticamente veniva utilizzata per il trasporto del legname che, dalla zona di Asiago, veniva fatto scivolare verso il Brenta per rifornire l'arsenale di Venezia. Un'opera titanica risalente al 300 che ancora oggi mantiene intatto il suo fascino leggendario. Scenderla è stata un'esperienza ipnotica che ci ha riportati a valle, dove abbiamo ripercorso il tratto della Fontanea e della falesia della Calà del Sasso, prima di fare ritorno al parcheggio alle 14:33. Complessivamente abbiamo coperto una distanza di 16 km e 540 metri, con un dislivello positivo di 831 metri, per un tempo totale di movimento di 5 ore e 31 minuti. Una giornata dura, rustica, ma che ci ha regalato un'immersione totale nell'anima più nascosta di questa terra. Beppo, Giorgino, alla prossima avventura!